Giuseppe Conte, oggi è stata la giornata del procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone, che ha riferito in antimafia e anche al Copasir sul cosiddetto scandalo Spioni. Ha rivelato che gli accessi abusivi agli atti sono oltre 10.000 e che riguardano più di 1.500 persone. Ha definito la vicenda inquietante. Ora, volevo ricordare due cose. Uno, che questi accessi abusivi hanno luogo dal 2019 al novembre del 2022 e che lei è stato coinvolto, spiato, non solo lei ma anche la sua compagna Olivia E Paladino. non solo, tutte le persone che sono venute in qualche modo intervenute nella mia sfera di contatto relazionale, affettiva, parenti della mia fidanzata Olivia, professionisti, qualsiasi persona, quindi io sono la E lei era Presidente del Consiglio sono Presidente del Consiglio, all'epoca. quindi se qualcuno qui si deve lamentare, parte lesa vittima, permettetemi, innanzitutto io. Quindi non lasciamo agli esponenti di centrodestra il privilegio di rivendicare il ruolo di vittime. Qui evidentemente ci sono tantissime persone, ma quello che oggi emerge, mi sembra di poter sintetizzare dalle circostanziate diciamo, precisazioni del procuratore Cantone, è che qui non è la Direzione Nazionale Antimafia aveva delle falle, non era ben organizzata, ben strutturata. Qui parliamo di un ufficiale infedele che aveva accesso a una banca dati che si chiama SIVA della Guardia di Finanza, quindi E forse più di uno, non solo. Tra l'altro ci sono tante altre banche dati della Polizia, ASD, Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate. Ma anche altre persone coinvolte che hanno diciamo, fatto accessi abusivi ai dati. E lui che cosa fa? L'ufficiale infedele acquisisce queste informazioni principalmente al sistema SIVA della Guardia di Finanza, quindi non c'entra neppure nulla direttamente la Procura Nazionale Antimafia. E lui lo fa con codici, password, stando a casa da remoto, di notte, di giorno. Quindi il fatto di attribuire in questo momento, di sollevare questo polverone e accusare addirittura l'organizzazione e la direzione della Procura Nazionale Antimafia del tempo è una strumentalizzazione Perché politica vede l'antimafia indegna. sotto attacco lei in questo momento? Beh, stanno attaccando Cafiero De Rao, il procuratore dell'epoca. Quello era un ufficio, che è diventato un suo parlamentare, ricordiamolo. Assolutamente. No? Oggi è c'è un campione antimafia adesso. 5 Stelle e vicepresidente della Commissione. Assolutamente. In questo momento un campione dell'antimafia viene messo sotto accusa con delle strumentalizzazioni indegne da parte di esponenti del centrodestra e stanno facendo veramente un attacco indegno alle istituzioni. Ma De Rao non farebbe chiarezza se facesse un passo indietro? Ma sta scherzando? Passo indietro su che cosa? Guardi, chiariamo bene. L'ufficio SOS, segnalazioni operazioni sospette della Direzione Nazionale Antimafia, lui era comandato, quindi era un ufficiale della Guardia di Finanza, comandato, ogni tanto andava, ogni tanto lavorava da casa, faceva accessi abusivi, soprattutto da fuori. Quando c'è un soggetto infedele che usa le password, lei può avere il sistema più organizzato del mondo, ma se lui devia dai suoi compiti ufficiali e dovunque sta fa un accesso, ne risponde lui. Sopra ci aveva Laudati, sopra ancora... Ma ci sono dei mandanti in tutta questa vicenda? No, però come solo per chiarire ai destra? cittadini, oggi accusare Federico De Rao significa che se un funzionario di un ministero qualsiasi con accessi avendo le password le utilizza in modo infedele, ne risponde il ministro che si deve dimettere. Di che cosa stiamo parlando? E quindi chi si deve dimettere? Ma innanzitutto in questo momento la procura e Cantone come sta facendo, che è persona seria, andrà avanti e accerterà. Poi se ci sono altri soggetti che in concorso di reato hanno compiuto, ovviamente sono coinvolti in queste vicende, verranno accertati. Lasciamo alla magistratura il compito di verificare fino in fondo la reale consistenza di queste accuse. Ecco, allora voglio chiedere subito a te Massimo Giannini, è più chiaro adesso questo cosiddetto scandalo Spioni e è un polverone che in qualche modo potrà incidere anche sul voto di domenica in Abruzzo, perché diciamo siamo in piena campagna elettorale, anche molto accesa, nonostante siano elezioni regionali, poi vedremo perché. Come spesso succede in Italia, la situazione è grave ma non è seria. È grave perché effettivamente questa gran quantità di accessi a banche dati riservati, che riguardano peraltro più di 120 personalità tra politici, parlamentari, attori, calciatori, c'è un po' di tutto. Tuttavia mi sembra che stiamo oscillando tra il golpe
è il Watergate alla matriciana, come lo chiamo io, no? Probabilmente allo stato attuale non abbiamo elementi per parlare di dossieraggio, perché tutta questa mole di dati non si sa se li commissionava qualcuno. Ma perché la destra la sta cavalcando così tanto? Era proprio questo il punto. La destra cavalca l'onda del golpe. La democrazia è sotto attacco. Allo stato attuale a me non sembra. Io propenderei più per il solito Watergate alla matriciana, tanto più che la destra ha un know-how in materia. Il tentato golpe Sifar De Lorenzo, la commissione Mitrokin, la commissione Telecom Serbia, la loggia Ungheria, ne hanno tirate fuori negli anni una quantità spaventosa, sempre con l'obiettivo duplice in questo caso, secondo me, mettere sotto attacco alcune istituzioni che danno fastidio, antimafia, Banca d'Italia, giornalisti, informazione, perché in questa vicenda ci sono anche i giornalisti e questa viene usata come una clava contro i giornalisti. E poi, con le elezioni abruzzesi in vista, anche l'idea di chiamare alle armi gli elettori rispetto a un voto che è molto delicato per la destra italiana. Detto questo, è chiaro che bisogna far luce, ma quello che hanno detto Cantone e quello che ha detto Melillo, secondo me non hanno ancora chiarito l'entità del fatto. Quindi suggerirei cautela. Conte, poi do subito la parola a Monica Guersoni. Anche lei vede un tentativo, sarebbe anche un po' l'ennesimo della destra e delle destre di attaccare la libertà di stampa? Sicuramente c'è stato questo tentativo anche esplicito. Noi rispettiamo sempre la libertà di stampa, però dobbiamo anche dire che se ci sono dei comportamenti abusivi specifici, cioè se la committenza è da parte del giornalista di turno che addirittura dovesse, dico per ipotesi, avesse istigato l'accesso abusivo per avere delle informazioni, ovviamente la magistratura ne trarrà le conseguenze. Cioè la libertà di stampa va tutelata sempre, poi i singoli comportamenti verifichiamoli. Monica Guersoni, ci sarà un effetto politico di questa vicenda sulle elezioni in Abruzzo che sono domenica, che sono per la presidenza dell'Abruzzo e dove si fronteggiano questi due candidati, Marsilio appoggiato dalle destre e dal centro-destra e D'Amico invece dal campo largo che fa venire l'orticaria a Conte. Sì, centro-sinistra, poi guardi, mi sta guardate qui. Già sta avvenendo. Io penso che perché è così importante? Ma io penso che gli elettori elezioni? in realtà non colgano in chiave appunto elettorale una questione così legata a un rapporto tra la politica, la magistratura e la stampa, perché gli elettori dell'Abruzzo hanno bisogno di infrastrutture, di strade, abbiamo visto la ferrovia, hanno bisogno di una sanità che funzioni. Ma la partita è aperta ancora o no? La partita è aperta. Io vengo dall'Abruzzo, sono stata a Pescara al comizio. La sensazione al comizio finale di Meloni, Salvini, Tajani, Cesa e Lupi, la sensazione è che ci sia una rimonta vera, nel senso che il centrosinistra partiva da tanti punti sotto, ma che lo slogan indovinato del centrodestra, il governo che fa bene all'Abruzzo, e quindi far vedere che il governo ha una cassa, dei soldi che possono essere consegnati all'Abruzzo, mentre l'opposizione non ha questa possibilità. Scusi, mi viene da sorridere. No, ma questo è il tentativo. No, è chiaro. Il tentativo, lo slogan, il governo che fa bene all'Abruzzo, cosa vuol dire? Ci siamo noi, possiamo attraverso il potere meloniano, che è molto imbullonato nella regione Abruzzo, perché è un fortino. Hanno promesso molti soldi. Esatto, mentre il centrosinistra oggettivamente voi non avete grandissime doti, anche perché non avete un'unità che prefigura un'alternativa futura. E quindi si parla di testa a testa. Io personalmente ritengo più difficile questa partita di quella della Sardegna perché non c'è neanche il voto disgiunto. Dottoressa, mi permetta. Prego. Lei non conosce bene gli abruzzesi, il loro senso di dignità, di orgoglio. Lei è pugliese però, glielo ricordo. Ma io attraverso sempre l'Abruzzo e conosco molto bene l'Abruzzo. Guardi, tutti quelli che fanno guardi, adesso tutti sono abruzzesi. Gli abruzzesi hanno un senso della dignità. Questo mercato delle vacche che stanno facendo nell'ultima settimana, questo via vai di ministri, questa fiumana di ministri che stanno promettendo 12 ministri, in modo indegno di tutto.
Ma gli abruzzesi vedono quello che è successo in 5 anni, la sanità sì, però voi non potete promettere neanche l'alternativa di governo, e quindi questo è sicuramente un limite. Mi faccia finire, scusi. Io ho parlato in lungo e largo con gli abruzzesi, non vado sul palco e poi me ne riparto, sono stato lì a parlare con loro, c'è una sanità disastrata, liste di attesa che sono di anni, i presidi ospedalieri stanno scomparendo, le scuole stanno scomparendo, le infrastrutture che hanno promesso in 5 anni. Sa cosa è successo? Che paradossalmente, siccome è diventata la succursale di Colle Oppio, perché questo è diventato l'Abruzzo, perché Fratelli d'Italia è diventato il feudo, lui sta a Roma, ha governato in 5 anni da smart working, storica di Fratelli d'Italia. Da smart working, quindi voglio dire è diventato il feudo. Questo è il governatore attuale che si ricandia, Marsilio, che è stato mandato dalla Meloni per questo rapporto di fedeltà. Però ha comprato casa a Chieti, sì, adesso ha comprato casa dopo 5 anni. Però quello che voglio dire è che loro hanno una sanità di le infrastrutture, quando si dice ma noi siamo al governo e vi aiutiamo, sa cosa è successo? Che con la PNRR loro addirittura hanno cancellato i finanziamenti per la Roma-Pescara che avevano promesso e avevamo impostato. Adesso l'hanno ritirati fuori. Attenzione, il problema qual è? Che quando c'hai il governatore del tuo partito, il tuo governatore non critica il governo. Io a questo facevo quindi riferimento. Però scusate, fatemi finire un attimo. concetto, poi se no non riusciamo a parlarci. Addirittura Marsilio, al contrario, per la fedeltà di partito, non ha criticato il governo quando gli hanno tolto i soldi. Adesso, l'ultima settimana, hanno fatto un CIPES di corsa per annunciare un finanziamento. Tra l'altro 600 milioni, ma lì è l'8-1 e l'8-2, non ci finanzi neppure la Chieti Pescara. Questa è la presa in giro per gli abruzzesi, che non sono sciocchi. Quindi in questo momento loro stanno valutando, siamo 1.300.000 abruzzesi. Possibile che la nostra comunità non riesca a esprimere un governatore serio, credibile, competente? Luciano D'Amico. Luciano D'Amico, che è quello appoggiato dal campo largo. Restituiamo l'Abruzzo agli abruzzesi. L'Abruzzo agli abruzzesi, però intanto Giorgia Meloni ha detto che voi leader del centro-sinistra vi vergognate a farvi vedere insieme, mentre loro ci mettono la faccia. In effetti l'altro ieri... guardi che non devo governare io e Calenda, governerà Luciano D'Amico con una squadra di persone abruzzesi sulla base di obiettivi condivisi molto chiari. Noi abbiamo dato il nostro assenso sulla base dei progetti, sulla base delle proposte per la sanità, per le infrastrutture, cioè sulla base della tutela del territorio. Pensi che Marsilio sono riusciti di notte, con l'ultima legge di bilancio, a cancellare addirittura quella che è la risorsa fondamentale dell'Abruzzo, il parco naturale, la riserva naturale del Borsacchio, da 1100 ettari, l'hanno ridotta a 24 ettari. Ma di che cosa stiamo parlando? Dobbiamo assolutamente, tanto è vero che il Ministero della Cultura gli ha bocciato addirittura, San Giuliano, il Ministro, gli ha bocciato questo progetto. Quindi veramente non c'è nessuna aderenza rispetto ai reali bisogni, alle esigenze e alle istanze della comunità abruzzese da parte del governo uscente. Le voglio chiedere, poi dopo Giannini ci spiegherà che cosa significa davvero questo voto in Abruzzo, ma siccome Elly Schlein ha detto che lei è testardamente unitaria, lei potrebbe dirsi testardamente unitario? Io sono testardamente votato a dare un'alternanza, a costruire un'alternanza rispetto a questo governo, sulla base di principi, progetti seri, condivisi, che ci consentano il giorno dopo, non solo di andare a vincere, ma il giorno dopo di poter cambiare il Paese. Noi dobbiamo cambiare. Col partito unico di Conte o con lo schieramento centro-sinistra? No, era una provocazione però utile. Scusi, diciamo. Ma perché voi giornalisti vi affezionate e mi volete descrivere come quello che mira lì a prendere un voto in più del PD? Che ci faccio io se prendo un voto in più del PD? Per esempio fa il candidato premier, È abbastanza evidente, Presidente. Allora, quello che lei ha detto va tutto bene, per carità, ci mettiamo d'accordo sui singoli punti. Voi ne sapete sempre una più del diavolo. Di regione in regione decidiamo se c'è il candidato giusto oppure no. Però lei dice, appunto, non si dice testardamente, ostinatamente unitaria come Elly Schlein. Su alcune regioni dice no, la Basilicata lo sappiamo, il Piemonte pure. E più in generale quello che manca è l'alleanza. Io spero che finisco. Manca l'alleanza strutturale che rappresenta la vera alternativa al governo del Paese. Perché manca? Perché, completo quello che diceva prima Monica Guerzoni, la sensazione è che lei alle europee voglia prendere un voto in più del PD per dire, care opposizioni, vi federo io. Il candidato premier sarò io. Allora, lo dico... Lei ha fatto già il premier, quindi sarebbe legittimo. Lo dico adesso pubblicamente, non mi importa nulla e se prenderò un voto in più
del PD non dirò che sarò io il federatore. A me interessa, a tutta la mia comunità interessa un progetto serio, credibile, per realizzare progetti che avevamo già... Cosa manca perché questo progetto nasca, se no il fatto che lei ogni volta dice su questo non ci siamo, sulla guerra non ci siamo, il PD è bellicista, ma queste sulle infrastrutture non ci siamo. Semplificazioni giornalistiche. Ma queste sono semplificazioni giornalistiche. L'ha detto allora, lei. Sul salario minimo ci siamo, la riduzione dell'orario di lavoro, l'altra nostra proposta a parità salariale ci siamo. Stiamo lavorando sulle politiche del lavoro, c'è molta affinità e stiamo operando delle convergenze. La politica estera, Presidente? Per quanto riguarda la politica estera c'è molto da discutere, ad esempio. Perché? Perché lo sapete, perché per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino siamo su posizioni diverse. Adesso voglio dire che per quanto riguarda la politica europea c'è una svolta che lo voglio sottolineare. Da ultimo, l'altro giorno, Schlein ha detto che non appoggeranno questo patto di stabilità e crescita mutando posizione. Questo per me è una convergenza importante, perché io l'ho denunciato da subito. Questo patto di stabilità e crescita, nonostante dietro ci sia anche Gentiloni, il loro commissario, quindi ci poteva essere un imbarazzo, loro hanno compreso che sarà un disastro per l'economia. Ecco, adesso iniziamo, pian piano dobbiamo smarcare vari temi. Perché ne fate una semplificazione? Perché l'ha firmato Giorgia Meloni secondo lei? Perché? Perché l'ha firmato Giorgia Meloni secondo lei a dicembre? Ma Giorgia Meloni ha una postura a livello di politica estera, internazionale ed europea davvero incomprensibile se guardiamo quella che era la postura annunciata in campagna elettorale, perché ovviamente sta accettando di tutto nel quadro europeo, si è, come dire, acquiescentemente adattata a sottoscrivere questo patto di stabilità e crescita che secondo me è veramente un disastro per l'Italia. Non ha combattuto, ma non poteva alla fine... Troppe giravolte ha fatto Giorgia Meloni. Ma guardi, il problema è che questo patto di stabilità e crescita, io l'avevo detto quando c'era Draghi, andava lì in quel momento negoziato, costruito, dovevi battere i pugni sul tavolo, dovevi creare alleanze, però, non puoi arrivare all'ultimo, te lo presentano. Governi. Ma noi abbiamo fatto 209 miliardi e non eravamo soli con l'Italia, scusi, bisogna costruire alleanze, bisogna girare i paesi, bisogna andare cancellerie per cancellerie, ma nessuno voleva fare, lo sapete benissimo. Allora se uno dice che ci dobbiamo rassegnare a quello che decidono, poteva assolutamente invece battere i pugni, anziché battere i pugni solo nei comizi. Perché batte i pugni solo nei comizi? Si mette l'elmetto. L'elmetto se lo doveva mettere a Bruxelles per non accettare quel patto di stabilità e crescita. Senta, qual è l'impatto che avrà questo voto in Abruzzo sulla politica nazionale? Bisogna chiarirlo perché lei ha messo molta enfasi sull'importanza di questo voto, che gli abruzzesi vadano a votare. Avrà un impatto, guardi, proprio perché quello che diceva prima... Elly Schlein pensa che bisogna dare una spallata a Giorgia Meloni. Quello che dicevo prima, cioè Fratelli d'Italia e gli abruzzesi se ne sono accorti tardi, hanno costituito una sorta di succursale del partito per governare il partito e sistemare una serie di personaggi, eccetera, loro vicini, visto che l'Abruzzo è vicino Roma. E questa cosa ovviamente a discapito invece di quello che è l'interesse vero per i territori, per governare quella comunità, per rispondere a quelle esigenze. Quindi è chiaro, lì è stata anche eletta Giorgia Meloni nella circoscrizione aquilana, e lei stessa ha fatto una battuta, che volete, non mi volete dare l'appoggio, volete mandare Sarebbe a casa? brutto. È una battuta ovviamente, però è chiaro che una regione è simbolo soprattutto per Fratelli d'Italia. E ho fatto una battuta, Marsiglio è un po' il Truzzu d'Abruzzo, cioè come lei ha voluto imporre Truzzu per quanto riguarda alla Sardegna, così adesso vuole imporre la ricandidatura di Marsiglio, nonostante abbia dimostrato come di normalmente conoscere male la geografia dell'Abruzzo. No? Però mi scusi, alla domanda sulla spallata non ha risposto, è importante. Elly Schlein ha detto se vinciamo in Abruzzo diamo la spallata al governo. Lei si porta sempre dietro un po' il sospetto di essere in realtà il migliore alleato di Giorgia Meloni, proprio con tutti questi no. Ma lo dice su quale base lei fa queste affermazioni? No, nessuna base, sto riferendo scusate, ma io faccio una opposizione un durissima a questo governo di cui non condivido nulla. Sì, però fa opposizione anche al Partito Democratico, c'è l'impressione di un'OPA ostile che lei sta tentando, o no, sul Partito Democratico? Abbia pazienza, ma lei dà una rappresentazione completamente distorta e lei mi risponde, dica che non è a vero. e consumo. Ma non è Cioè il mio qualcuno uso, dei ci cittadini, se lei avesse la volontà di osservatore. seguire i miei interventi in Parlamento, pubblici, social, dappertutto, credo che l'opposizione più dura alla Meloni venga dal sottoscritto e dalla mia comunità politica, che non condivide nulla di questo governo. Quindi l'obiettivo mio è costruire, glielo dico un'altra volta e lo dico a beneficio dei telespettatori, per me non è importante, a me non interessa andare al governo domani mattina con una mucchiata.
A me interessa cambiare il Paese. Per fare questo bisogna costruire l'alternativa di governo e l'alternativa non la facciamo dicendo noi siamo alleati, abbiamo un'alleanza Ma nel frattempo strutturale. il Paese lo cambia bisogna al lavorare su centrodestra. tutti i temi, su tutti i progetti, come stiamo facendo. Ci lasciate lavorare per cortesia? Sì, no, verrebbe da dirle... Detta così è brutta, Presidente le verrebbe da dirle con comodo. Sì, andate intanto avanti lavorano con a comodo, perché frattanto... Tanto passano come dei rulli compressori. La Sardegna abbiamo vinto, adesso vediamo in Abruzzo. Sì, però è brutto. Però, scusi, sa perché, diciamo... molte volte viene il dubbio che lei sì faccia un'opposizione a Giorgia Meloni, però ma abbia piacere tanto... che Giorgia Meloni governi così il Paese, vero? Con tutto il disastro che sta producendo. No, perché sulla Rai, ma per esempio, i 5 Stelle sono stati molto morbidi. Ma lei mi segue sui social, dottoressa Gruber. Ma come fa a dire una cosa del genere? Ma qual è l'atteggiamento, qual è la mia uscita che è favorevole a Giorgia Meloni? Ma cosa state dicendo? Sono tutti no che lei dice. Ci mancherebbe se ma lei fosse favorevole. Io non condivido assolutamente. Sulla Rai avete... No, sulla Rai abbiamo una visione diversa e la spiego in 2 secondi. Avete trattato qualche poltrona. Io non vado dai. a fare sit-in, visto che volete fare polemiche, l'accetto, le provocazioni. Non vado a fare sit-in per un semplice motivo, che il PD nel 2015 con Renzi ha detto che Giorgia Meloni di turno, Presidente del Consiglio, e il ministro del MEF devono votare il presidente e amministratore delegato. Adesso i cittadini hanno votato Giorgia Meloni e si eleggono loro amministratore delegato e presidente. È la legge, bellezza e la democrazia. E quindi dobbiamo rispettare anche quello. Chi ha cambiato quella legge adesso ci ripensi e faccia mia colpa. Questa è la verità. Vabbè, insomma, guardi, sulla Rai non ho visto i partiti tutti essere molto attivi per cambiare davvero la governance. Allora, io l'ho detto dall'inizio della legislatura, il nostro sì. obiettivo sono gli stati generali che Floridia sta organizzando e vedremo chi vuole cambiare la Rai adesso che scriveremo insieme il progetto. Vedremo e poi saremo sempre qui per capire ritornerò cosa qui e vedremo chi ci sta concretamente e chi non ci sta. Senta, Presidente Conte, ma secondo lei, siccome diciamo abbiamo la campagna elettorale per l'Abruzzo, ma anche quella per le europee, ed è per quello che naturalmente lei e Schlein fate anche un po' fatica da una parte a essere unitari per le regionali e dall'altra con logiche diverse e piani diversi, certo. Con proporzionale per le europee, ognuno corre per sé, insomma, questo è il discorso che cercavamo di fare prima. Ma Giorgia Meloni sarà più in versione anti-europeista come l'abbiamo conosciuta oppure filo europeista pro Ursula von der Leyen come l'abbiamo vista negli ultimi mesi? Tra l'altro la von der Leyen, attuale Presidente della Commissione Europea, che viene ricandidata oggi dal Partito Popolare Europeo a essere di nuovo la capa della Commissione, oggi ha detto che l'Europa non è mai stata così minacciata dai populisti. Ma guardi, questi sono forme, sono slogan, lascio il parere alla von der Leyen. Il tema è un altro. Io credo che Giorgia Meloni farà di tutto. È una Lei mia l'aveva previsione. Votata però la von der Leyen assolutamente sì, fa. assolutamente La sì. rivoterete? E noi siamo anzi i protagonisti del Green Deal che questa commissione sino a un certo punto ha cercato di indirizzare. Ma la rivoterete von der Leyen o no? Valuteremo anche gli altri candidati a tempo debito. Quello che le voglio dire è che io credo che Giorgia Meloni ragionevolmente cercherà comunque di entrare in maggioranza, perché rimanendo fuori sarebbe uno smacco troppo forte. Quindi farà di tutto coi conservatori, col suo gruppo, per entrare in gioco. Certo è che a questo punto ma voi in che gruppo, scusi, la interrompo solo un secondo per capire, in che gruppo starete in Europa? Starete con i socialisti, con i popolari? Siamo un po' corteggiati e adesso non abbiamo ancora chiuso. I Verdi non vi hanno Sicuramente voluto? entreremo in un gruppo, però adesso mi faccio dire, ci sono delle trattative in corso e mantengo il riservo. Ma sicuramente... Ambito sinistra, ambito centro? Progressista. Ambito progressista. Progressista. Vabbè, progressista sono solo i socialisti europei. Quello è il nome, area progressista allora. L'ambiguità di Kamale Conte. Posso fare una domanda su Trump? Certo. Perché... Allora, prego, lei è fissato, la politica estera è una discriminante assoluta. Giannini, allora, in un'altra trasmissione le è stato chiesto di Trump e lei ha dato una risposta che non ha capito nessuno. Però lei non deve fraintendere, se non seguo la sua linea sono ambiguo, io sono chiarissimo con la mia comunità e con i telespettatori. Ok, allora vediamo se adesso lo spieghiamo meglio.
A novembre, moral suasion, a novembre si vota negli Stati Uniti, Trump pare avere davanti a sé autostrade. Ho già risposto a questa domanda. Voglio capire, non è che quel Giuseppi famoso che le dedicò. Lei vuole sapere per chi voterò? Ecco, da che parte si schiera, visto il pericolo trampiano sempre più concreto? Glielo ripeto perché questo sarà un mantra che ritornerà. Sì. Tra Trump e Biden, quindi c'è una tifoseria, e lei giustamente ha commentato. Non è una tifoseria, è un posizionamento politico culturale. Per quanto riguarda Biden, è chiaro che è di area progressista, quindi per quanto riguarda le politiche del lavoro, politiche interne, è sicuramente vicino all'area progressista, a nostre affinità. Sento odore di Camale Conto, Presidente. Però lei mi faccia finire. Sì, finisca. Faccia tutte le provocazioni che vuole. No, perché... Però poi voglio dire... Prego. Valuterà alla fine. Sì. Per quanto riguarda la politica estera, glielo dico molto francamente, Biden non ci lascia assolutamente soddisfatti, perché per quanto riguarda la strategia militare perseguita in Ucraina, crediamo che abbia sbagliato anche a Gaza, perché i 30.000 morti sono dovuti anche alla copertura politica che è stata data a Netanyahu, a questo governo a trazione ultraradicale di destra. Se non ci fosse stata all'inizio maggiore chiarezza e non questa copertura politica, probabilmente avremmo evitato questa strage. E ancora adesso c'è. Quindi voglio dire, come sempre, poi per quanto riguarda Trump, l'ho detto, l'ho dichiarato, Capitol Hill è una pagina assolutamente negativa per quanto riguarda la storia degli Stati Uniti. Detto questo, noi ci prepariamo a un'alternativa di governo. No, non la interrompo. Vedi che non ha risposto. Aspetti. Io non sono un commentatore come penso lei. Che nessuno Quindi abbia domani capito se lei potrà preferisce... essere Biden e Trump. Ci predisponiamo a lavorare con il nostro tradizionale Presidente, alleato lei ha accusato Giorgia Meloni di essere andata alla Casa Bianca da Biden. L'interesse nazionale. Ci sarebbe andato lei alla Casa Bianca da Biden la settimana scorsa? Ma certo che e allora perché ha detto a Giorgia Meloni che è andata a prendere ordini ma di lei non Biden? difenda Giorgia Meloni Ma io non difendo Giorgia Meloni. col suo giornale per partito preso. No, ascolti, non difendo nessuno, scusi, io credo... per favore, non c'entra niente visto questo, che provocate, posso provocare anch'io. Una domanda. Allora, io sto dicendo una cosa, sto dicendo che c'è una immagine e le immagini valgono più di tutto. Il bacio. C'è un accarezzamento della testa e un bacio in testa. Ma secondo voi Biden avrebbe trattato così Merkel, le dico? Ma se allora, attenzione, lei, non so, io il problema è andare a Washington Presidente. a prendere istruzioni. Presidente Peraltro queste Conte. istruzioni ce le porti in Parlamento ma non c'è ancora detto e tra ci dica Biden quali sono. e Trump, lei chi sosterrebbe? Chi si augura io non che voterò negli Stati Uniti. Ma ne va delle sorti del mondo, Presidente, non glielo devo spiegare a lei che è stato Presidente del Consiglio votare per 3 Biden o anni. Trump? No, ma lo deve dire. Presidente Conte, ma che cosa sta dicendo? Presidente Conte, quindi se sarà Trump lei non si relazionerà con Trump. Avrà una responsabilità di governo più affine politicamente. Ma che cosa sta dicendo? Non tutelerà l'interesse nazionale. Ma sta dicendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Ma sta parlando solo lei. Ma le ho risposto, ho detto Biden è di area progressista. Non si capisce niente. Questa tifoseria però che voi fate e dividete conservatori e progressisti, tra l'altro con democratici. Ma c'è il mondo col fiato sospeso. Allora, Presidente, non siamo noi che facciamo sulla mia posizione, sul mio voto per Biden e Trump. Ma che sta dicendo? Ma su Presidente Trump, Conte, non sul suo voto. Scusi, allora, siccome già altre volte quando si trattava di schierarsi in modo netto, lei è stato, diciamo, non netto. Allora, l'identità della mia forza politica non si definisce rispetto alle elezioni altrui, si definisce rispetto alle posizioni politiche che prendiamo qui in Italia, in Europa e di politica estera. Aspetti, ma certo. Ma siccome si fronteggeranno, e questo ormai è certo negli Stati Uniti d'America, ancora paese più potente del mondo, Biden, presidente potremmo uscente, rimanere sino alla fine della Trump, trasmissione, guardi su questo punto. Che abbiamo già visto all'opera, mi scusi, lei adesso non è più presidente del Consiglio, quindi non ha neanche la scusa di dire ma io da presidente del Consiglio non faccio un'ingerenza. Andremo al governo con il PD l'Italia, e quindi dovremo relazionarci col presidente americano in carica. Non vuole dire lavoreremo, che io le posso dire che difenderemo l'interesse nazionale con l'uno e con l'altro. Ci mancherebbe le ho detto perché è preferibile Biden sul piano della politica interna, ma sul piano della politica estera Biden ci lascia assolutamente mi lascia insoddisfatto. Sulla politica lo posso dire o avete problemi a riconoscere? No, ma il problema è capire chi è più affine dal punto di vista
politico-culturale al Movimento 5 Stelle. E la domanda è semplice, area progressista, chi è più affine dal punto di vista politico-culturale? Quindi Biden. Politiche economiche, sociali, quello su quell'altro. Allora fare un... vuole decidere lei per conto? No, voglio saperlo però. Quindi politica estera, i cittadini questa politica Presidente non ci Conte, sta bene. gliela giro in un altro modo. Cioè, o la dobbiamo accettare. Conte, dobbiamo accettare questa strategia militare per gliela posso girare in un altro modo. Prego. Lei non pensa che con Trump di nuovo presidente degli Stati Uniti la politica estera americana sarebbe peggio? Per esempio anche rispetto all'Ucraina e alla Russia, visto che Putin è filo russo, visto che Trump è filo allora, Putin, guardi, filo russo. io credo che Trump... Per non parlare del Medio Oriente. Per quanto riguarda le politiche di Trump, le ho già sperimentate. Io non le condivido tutte, assolutamente. Abbiamo avuto varie differenze, però io credo e spero che chiunque sia, e se fosse lui... immagino che si sperimenterebbe per un negoziato di pace, perché non abbiamo una via d'uscita con la Russia, se non l'escalation militare, la guerra nucleare. No, questo speriamo proprio di no. Quindi non è vero che chi pensa e chi scrive come Stefano Folli che il secondo Trump ritroverebbe Giuseppi, che è il famoso tweet di Trump 1 con soddisfazione, Salvini a destra e Conte a sinistra. La mappa delle relazioni con l'Italia è già scritta. Scusi, le dico molto sinceramente, se lei ricorda, a memoria storica e non ne ho dubbi, io sono quello che ha sottoscritto l'accordo con la Cina, la via della seta, quando c'era Trump. Ho scontentato gli americani. Infatti ho detto agli americani per anni e la Meloni ha fatto marcia indietro. Ho detto che il disimpegno in Libia non andava bene degli americani, ci ha creato dei grossi problemi. Non è che io ho condiviso tutto quello che è stato perché c'era Trump. Non sono mica... Ho capito male o lei si affiderebbe più volentieri a Trump in politica estera per la risoluzione dei due conflitti in corso rispetto a Biden? Io mi auguro che chiunque sia, e anche Biden, ci sia resipiscenza verso questa strategia militare che ritengo dannosa senza via d'uscita. Va bene. Siamo in chiusura. Grazie Presidente Conte, grazie Monica Guerzoni, grazie Massimo Giannini, grazie spettatrici e spettatori.